Cari telespettatori, rieccoci insieme. Come promesso parliamo di montagna, ma questa volta in termini diversi. Non vi illustriamo una bella località dove poter trascorrere le vacanze, ma parliamo di montagna in termini concreti, quindi di tutte le cautele, le attenzioni, il rispetto che si deve nei confronti della montagna di sopra e di sotto, e quindi del ruolo importantissimo che hanno costantemente gli operatori del settore che aiutano chi si perde, gli escursionisti, ma anche persone più esperte nei luoghi di montagna oppure nelle cavità rocciose che si trovano in certe località proprio vicino a noi. Esiste un'associazione di volontari, persone molto preparate, competenti, con grandissima passione, caparbietà, che svolgono le loro professioni e che poi si dedicano ad intervenire quando necessario, a fronte di un'organizzazione molto capillare e molto presente, in casi di necessità, e salvano vite umane di tutti coloro che in montagna subiscono una disavventura per varie ragioni e hanno bisogno di intervento. E allora ve li presento subito, parleremo anche di questa associazione. Ben arrivato Giovanni Ferrarese, delegato Sesta Zona Speleologica Veneto e Trentino Alto Adige, poi ci racconterà di che cosa si tratta. Alberto Barbirato, grazie anche a lei di essere qui con noi, delegato 11ª Zona Prealpi Venete. CNSAS Veneto. Allora, comincio da lei, poi interagite entrambi. Che cos'è questa associazione? E quindi voi che siete speleologi e come possiamo parte definire? alpina. Parte alpina, ecco, parte alpina in senso tecnico. Come vi collocate? Perché si parla di 11ª zona anziché di sesta? C'è divisione per zone, per territorio? L'associazione da che cosa è costituita? Ci raccontate un po' di caratteristiche per conoscervi? Il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino Speleologico è una sezione speciale del Club Alpino Italiano che è nata ormai quindi dei CAI famosi. Dei CAI, sì. Che è stata una sezione apposita dei CAI che è stata creata per portare soccorso alle persone in difficoltà in montagna. Col tempo si è sviluppata su tutto il territorio nazionale, non solo sull'arco alpino ma in tutta Italia, ed è suddivisa a livello regionale in dei servizi regionali che al proprio interno hanno delle delegazioni che hanno competenza alpina o delle delegazioni che hanno competenza speleologica, e queste strutture sono poi strutturate con delle stazioni distribuite capillarmente su tutto il territorio. Principalmente nelle zone montane le stazioni fanno riferimento alle varie valli, diciamo, e le stazioni di pianura, come sono quelle insomma, del soccorso speleologico, hanno dei territori di competenza più ampio, perciò una struttura che è fatta organizzata a livello territoriale, ma che poi ha una sua complessità regionale inserita in un contesto nazionale. Infatti molto spesso gli interventi non vengono risolti da una singola stazione sul territorio, ma richiedono la collaborazione di più stazioni e di più componenti. Siete volontari tutti? Sì. Quindi non è un ruolo professionale, ma è come un po' la protezione civile sostanzialmente. Sì, per noi sì, ci sono alcune figure che sono quelle che svolgono delle funzioni come i tecnici di elisoccorso, che sono sempre presenti in base di elisoccorso, che svolgono una funzione che viene anche retribuita, perché chiaramente sono delle a disposizione tutto il giorno in base. Queste sono una piccolissima minoranza, e la maggior parte, la quasi totalità dei tecnici sono invece volontari. Allora, vediamo un pochettino di dividere, anche dopo ci parla del ruolo degli speleologi e adesso il ruolo invece di chi sta sopra il suolo. Allora, quanti siete circa? Quindi per ogni, complessivamente, se hai idea del numero, sì. Quanti per... Allora, consideri in Veneto siamo circa in 700. Sono tanti. Sì. E nella delegazione 11ª, quella delle Prealpi Venete, siamo circa in 160. E come diceva il collega, siamo divisi in stazioni. Nella zona delle Prealpi abbiamo 6 stazioni divise su tutto il territorio, partono da Verona, occupano le province di Verona, Vicenza, e anche in provincia di Padova c'è una stazione che copre la zona dei Colli Ugani e Colli Iberici. Anche lì possono essere necessari degli interventi? Sì, assolutamente. Uno dei compiti del soccorso alpino è intervenire in quello che viene definito l'ambiente ostile impervio,
cioè tutti i posti dove per portare in sicurezza una persona che ha avuto un incidente o un malore o che si è persa, per essere portata in sicurezza un'ambulanza o l'ospedale è necessario intraprendere manovre che prevedano l'uso di corde. E questo chiaramente ogni volta che c'è un sentiero, una scarpata, una parete di arrampicata o una cosa del genere può richiedere appunto l'intervento del soccorso alpino. Quindi anche i casi in cui in mountain bike una persona magari cade, scivola, dà di rupo, c'è l'intervento o la persona che sta passeggiando eccetera, molte volte intervenite in primis voi e poi il soccorso medico, diciamo. Ma allora, come soccorso alpino noi siamo strettamente collegati al SUEM 118. Siamo attivati direttamente dalla centrale SUEM 118. E quando viene a sapere che la persona che è a rischio con la salute vi invoca. Esatto, quando l'utente telefonando al 118 riferisce di trovarsi in un ambito che non è appunto una città, una strada o un posto facilmente raggiungibile, l'operatore della centrale che reputa che questo sia un ambiente specifico del soccorso alpino attiva i reperibili di zona del momento e qui si mette in moto la squadra che in collaborazione con l'ambulanza o con l'elisoccorso in base a quello che ritengono insomma, come urgenza interviene sul territorio appunto in simbiosi assieme assolutamente al servizio di urgenza e emergenza medica. Lei nella fattispecie in che area si muove? Viene richiesto di muoversi? Allora io rappresento tutte le prealpi venete, però appartengo alla stazione di Padova e quindi intervengo nella zona dei Colli Ugani e Colli Iberici. Interventi ce ne sono? Sì, ce ne sono e le statistiche dicono purtroppo che sono sempre in aumento. Addirittura? Sì, sì, sia a livello regionale ma anche a livello nazionale. Perché? Come mai? Secondo lei, secondo la sua esperienza, in base agli interventi che fa, che cosa riscontra? Perché ci sono più persone che si avventurano rispetto a una volta o perché c'è maggiore imprudenza, avventatezza? Ma allora di sicuro la montagna in senso lato viene più frequentata rispetto a una volta e viene più frequentata da profani. Ma più che da profani un po' da persone che hanno preparazioni varie, mentre se noi parliamo 50 anni fa era l'alpinista che andava in montagna, oggi c'è molto escursionismo, molto turismo, molto giri in mountain bike, ricerca di funghi, tantissime attività diverse e chiaramente più persone ci sono più la probabilità che qualcuno possa avere un incidente aumenta. Poi c'è anche da dire che purtroppo tante volte si riscontra che le persone che si trovano in montagna e che hanno incidenti magari non avevano proprio l'adeguato livello di preparazione o l'attrezzatura necessaria per affrontare questi. Dopo affrontiamo anche questo perché visto che poi voi siete appassionati di montagna potete dare ai nostri telespettatori dei suggerimenti importanti. Invece il suo territorio, il suo sottosuolo, sì, il nostro qual sottosuolo. è? Noi come delegazione siamo operativamente, copriamo tutto il Veneto e in più la zona del Trentino Alto Adige. Quindi un territorio anche bello territorio esteso caratterizzato appunto dalla presenza, noi abbiamo 3 stazioni venete, perciò Padova, sì, diciamo il Veneto orientale, Vicenza e Verona e poi ci sono le stazioni di Trento e Bolzano che operativamente sono sempre sotto il coordinamento della nostra delegazione. È un territorio molto vasto con molte cavità di tipologie molto diverse, dalle grotte ad andamento suborizzontale agli abissi alpini di grande profondità e di grande estensione che si aprono in quota, alle grotte allagate come le risorgenze ad esempio della Valle del Brenta e perciò insomma tra l'altro le nostre competenze spesso vengono utilizzate anche al di fuori della regione del Veneto perché proprio per il discorso della complessità degli interventi di soccorso speleologico spesso gli specialisti della nostra delegazione vengono utilizzati anche in interventi al di fuori della regione e a volte anche all'estero per le competenze. Quindi venite chiamati anche in altri territori all'estero? Sì. E quante persone invece si occupano del settore speleologico? Noi siamo in Veneto, siamo 62 tecnici, più ci sono un'altra trentina di tecnici tra Trento e Bolzano, perciò in tutto siamo circa come delegazione quasi un centinaio di tecnici ed è la delegazione più importante e più grossa a livello nazionale. A livello nazionale, quindi magari potreste essere chiamati anche se succedono dei fatti particolari nel sud Italia? Sì, succede soprattutto gli specialisti perché poi noi abbiamo all'interno della nostra struttura
degli specialisti, ad esempio gli speleo subacquei, che sono un numero molto limitato e molto specializzato in quelli che fanno, che hanno di fatto un'operatività che è nazionale, o come i tecnici disostruttori, che sono i tecnici che utilizzano gli esplosivi per allargare i passaggi nelle grotte troppo strette. Anche questi hanno una competenza che viene sfruttata a livello nazionale, o come i sanitari ugualmente, insomma sono dei tecnici molto specializzati per fare soccorso medicalizzato in grotta, che è un soccorso che dura spesso non ore ma giorni. Addirittura giorni, quindi c'è anche questa componente da prevedere che non di poco conto. Vi chiedo queste cose che per voi sono proprio la base, l'ABC, perché chi ci ascolta non è detto che ne sia a conoscenza, anzi, molte volte non si danno per scontate cose che non sono. Allora, vediamo un po' di capire anche il passaggio, come si diventa come possiamo soccorritori nei vari ambiti. Allora, cominciamo un po' da lei, appassionato di roccia. Sì, di montagna in senso lato, ma soprattutto di roccia. Che quindi faceva questa attività da quando era giovane, come è nata un po' la Sì, passione? io non ho iniziato allora andare in montagna la mia famiglia mi ha comunque portato sempre anche da piccolo. Poi a fare diciamo alpinismo non ho iniziato subito perché avevo più o meno 16 anni quando ho iniziato. E da lì a frequentare le montagne e con gli amici è nata la passione che si è allargata a tutti i settori, per cui alle cascate di ghiaccio, allo sci alpinismo, tutto quanto. A tutti quello che riguarda la montagna. E dopo da qua il passaggio successivo è stato proprio il pensiero di dire perché non mettere al servizio di chi ha bisogno, potenzialmente potrebbe aver bisogno di aiuto, le capacità che comunque sono state acquisite nel tempo. Ma c'è stato un fatto in particolare che l'ha fatta riflettere, oppure un'occasione che l'ha fatta avvicinare all'associazione? No, è sempre stato, non so come spiegarlo, però è una cosa che sentivo dentro. E quindi di farlo per passione, ma poter dare anche una mano a chi eventualmente si trova in difficoltà. Certo. Passaggio, come si diventa a questo punto esperti di questo settore, professionisti esperti, perché poi voi di fatto avete delle competenze tecniche di altissimo livello? Sì, allora per entrare nel soccorso alpino è importante prima essere dei buoni alpinisti, perché chiaramente se dobbiamo andare a portare aiuto a una persona in difficoltà, prima dobbiamo essere noi in grado di muoverci in sicurezza nei vari ambienti. Ci sono dei piani formativi previsti a livello nazionale. Diciamo molto praticamente per accedere ai ruoli di soccorso alpino è necessario fare una prova di selezione tecnica dove viene chiesto al candidato di fare una prova di arrampicata su roccia e una prova di sci, mettendo poi assieme alcune manovre di autosoccorso base, cioè di dimostrare di avere non solo una capacità tecnica di arrampicare ma anche appunto di maneggiare le corde, di fare quel minimo di manovra che un normale alpinista sa fare. Ecco, è lo stesso applicato allo sci. Una volta superata questa selezione... Quindi è solo pratica? Solo pratica, sì. Teoria. Poi è importante chiaramente che la persona sia un buon conoscitore del posto. Infatti stavo pensando perché la conoscenza anche del territorio è rilevante. Uno dei nostri punti forti è proprio la conoscenza del territorio, cioè avere le persone che vivono e lavorano in zona. E quando poi arriva la telefonata che dice ma c'è un signore che si è perso sul sentiero X, la persona che abita lì e conosce quel sentiero a menadito chiaramente sa già dove andare, sa già che problema ci sarà in quel posto e quindi è un nostro punto di forza. Infatti perché la cosa più difficile è anche capire qual è il sentiero, qual è la situazione logisticamente come è collocata. Allora, adesso giriamo invece la zona speleologica che è bella e complessa anche questa e forse molto meno conosciuta. Però le voglio dare un po' di spazio, siccome abbiamo la pubblicità che incombe. Andiamo in pubblicità, torniamo dalla pubblicità e andiamo sottoterra tra poco.